non sempre gli ospiti per voi hanno un volto. Quando mi spiego meglio, c'è gente che voi ascoltate ma non vedete, chiaro? Quindi oggi questo lo vediamo, perché ascoltiamo sempre. Vabbè, non l'avete capito. Benvenuti a Sottacchi Talk, noi vi ringraziamo perché siete veramente in tanti, siete curiosi di sapere sempre chi siederà nella sedia scomoda, io la chiamo così, di questo programma. Oggi nella sedia scomoda, tra virgolette, di Sottacchi Talk c'è qualcuno di familiare, non fosse altro per la voce, perché vi tiene compagnia tutte le mattine. E qui accanto a me la voce di Studio 90 Italia, una delle voci di Studio 90 Italia, che è Emanuele Bettino. Ciao Emanuele. Ciao Edoardo. Come stai? Ciao a tutti, molto bene. Bene. Ecco, voi dovete sapere che Emanuele la mattina tiene compagnia anche a me molto spesso mentre accompagno mio figlio a scuola, se certe in macchina, se mio figlio non mi studia radio poi lo vuole ascoltare sul telefonino, perché diciamo sei diventato la compagnia, no? Accompagni, ci sono quelle, il Caronte, facciamo così. Dai, il Caronte ci sta. Il Caronte ci sta. Ci fai traghettare da casa verso la vita di tutti i giorni, verso il lavoro, verso non dico i problemi, ma insomma, perché la vita non dovrebbe essere un problema, però in quotidiano. Verso tutti i fare che abbiamo ogni giorno. Quindi Emanuele, benvenuto. Tu il programma Assolutamente sì. lo conosci? L'ho studiato per bene. Però sai, è inutile che studi, perché poi quando i complici per queste cose diventano le mogli, i mariti, c'è poco da studiare, perché noi entriamo proprio dentro la vita privata, capisci? Io sono pronto a tutto. Io ti conosco abbastanza bene e qualcosa la so, difatti una domanda l'ho tirata fuori io, tra quelle più specifiche, ma per una ho avuto bisogno di tua moglie, poi ti racconto un pochino di cose, insomma. Saprò chi ringraziare. Va bene, allora Emanuele, il programma abbiamo detto lo conosci, quella è la sedia scomoda, sei seduto tu su quella sedia, questi sono dei giochi, noi ci sfideremo, alla fine ci giocheremo questa bugia che tu dirai, spero o non dirai, sempre non spero, perché la devi dire la bugia secondo me, e quindi ce la giocheremo poi con queste armi bianche, con questi giochi. Questo significa che se poi vinco io tu mi devi dire qual è la bugia, se invece vinci tu la bugia se ne va con te. Hai diritto ad una sola bugia, eh? Ok. Non fosse altro perché non avevamo tempo poi di fare due sfide. Insomma, noi dobbiamo rientrare anche in un tempo massimo che è di circa 3 ore, quindi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Allora, Emanuele, io comincerei subito. Iniziamo. Con le domande rompighiaccio. Va bene, non cercare aiuto da loro, perché loro ormai è risaputo che non parlano, non si muovono. Ecco, io le domande rompighiaccio le so in memoria, però come si dice, quel cunotto di poterle leggere. Non puoi dare risposte ovvie. Non puoi dare, quindi se io ti chiedo adesso la cosa di cui ti sei vergognato nella vita, tu non mi puoi rispondere di tutto o di niente. Ci deve essere una cosa che da quando hai avuto 6 anni ad oggi ti ha fatto vergognare da morire. E se te ne dicessi 2? E vabbè, io me le prendo. Sei orgoglioso di cosa? Non mi puoi dire di tutto. Se potessi tornare indietro non mi puoi dire rifarei tutto, non rifarei tutto. C'è una cosa che rifaresti e una cosa che non rifaresti. Entriamo. Allora, facciamo così. La cosa di cui ti sei vergognato di più, a sto punto viene a dire sono due. Quindi sono curioso di sapere, per la prima è proprio quella più potente. Allora, ero ragazzino e io ho sempre avuto un po' di pancetta perché il cibo mi piace, e quel giorno lì, che non ricordo, era un giorno d'estate, indossai una maglietta e ho detto ma quanto sto bene con questa maglietta. Vado ad un appuntamento con degli amici, c'era una ragazzina che mi piaceva, una folata di vento mi inchiappa la maglietta addosso e si vede tutta la panza, e io da una forte autostima dissi e che è successo adesso? E quindi ho provato una vergogna incredibile, mi sono vergognato tantissimo. Il momento è passato, però ancora ho quel trauma nella maglietta, quindi quando c'è vento tu giubbotto anche con 40 gradi, oppure cammini controvento, così magari tipo il vento prendendoti alle spalle. Le spalle sono magre, allora va bene, sono giuste. Bella questa. Ma c'è di peggio.
Ma c'è di peggio. C'è la seconda adesso. C'è la seconda, perché mi hai presentato come speaker radiofonico. Quella volta che dopo un disguido tecnico mando una canzone e inizio a gridare, a inveire con parolacce, cose irripetibili, e poi dopo qualche secondo mi accorgo, oh guarda, mi arriva un messaggio, il microfono è aperto, si sente tutto, si è Quindi sentito tutto, ma tutto. Il fatto è che la gente non mi ha accusato, mi ha capito e perdonato. Perché chiaro. c'era un dispositivo chiuso che mi impediva di fare una telefonica, e cominciai a dire in questa beep, perché quel beep. Solo che il bip non c'era. Al pubblico, il pubblico ha capito, mi ha perdonato e mi ha amato da quel momento, perché insomma Non è solo ti uscito. ha amato il pubblico, ma secondo me ti ha amato anche l'editore, che in quel momento doveva aver fatto un picco di ascolti. Sì. No, questo lo dobbiamo dire, perché ci sono quelli che poi vengono, guarda che in questo momento siamo andati benissimo, cosa stavi facendo? Stavo dicendo parolacce, continua così, domani di più, capito? Tra l'altro entrò il direttore artistico che non disse una parola perché aveva capito il disguido tecnico della radio. Se guarda, la prossima volta stai più attento, con delicatezza. Beh, Però mi sono vergognato. Però poi ti sei vergognato. Vabbè, ma diciamo che io mi sarei vergognato. Allora, se dovessi scegliere io, se dovessi scegliere anche da collega, io mi sarei vergognato di più con la maglietta. Per la maglietta. Però sì, per la hai maglietta. ragione. Perché è inutile che c'è tenere su cama la panza, non niente, No, ma non c'è perché niente poi da fare. dentro casa non c'è vento, non ci sono agenti atmosferici, c'è la luce Eri perfetto. Eri uscito dall'asse tastiera. Perfetto. Allora, sei orgoglioso di cosa? Della maglietta, del vento? Di cosa? Sono orgoglioso di alzarmi ogni giorno con le idee molto chiare e affrontare anche gli imprevisti della vita con dignità. Questa è la cosa che mi dà più orgoglio. Sì, Mi piace, una cosa abbastanza. mi piace. Sì, la Di dignità solito sei che- orgoglioso di cosa? Ci sono delle risposte che si somigliano tanto, no? Si sono somigliate tanto nell'arco di questa trasmissione. Questa è la prima volta che la sento, per cui la sottolineo. Sì, Mi è perché la piaciuta vita poi molto. ti può mettere anche sotto, però se gli metti la dignità puoi anche accettare non una sconfitta ma un feedback negativo. E vabbè. Ma la cosa bella è essere orgogliosi di avere le idee chiare, perché molto spesso non abbiamo le idee chiare, quindi già averle è molto importante. O meglio, hai le idee, puoi non avere le idee chiare sul fatterello che devi affrontare, ma se hai chiara la rotta che vuoi seguire, poi insomma la strada La trovi. Allora, se potessi tornare indietro, cosa rifaresti e cosa non rifaresti? Questa Di sicuro non ti mettissi più una maglietta, insomma, questo te lo dico io, te la butto così, vabbè, ma perché già era una risposta data. ormai era fatta. Cosa rifarei? Sicuramente il ecco. Cosa non rifarei? Non farei ragioneria ai superiori. Perché? Perché No, te lo chiedo perché ho fatto ragioneria. no, certo, Volevo sapere perché se- poi comunque il mio percorso, come dicevamo, ha trovato la strada artistica dell'intrattenimento, che è quello verso cui sono portato, che è la mia anima, no? Il mio ikigai, il mio scopo nella vita. Però quegli anni sì, sono serviti a farmi capire che però magari intraprendere un percorso direttamente e di impatto artistico avrebbe forse consolidato quello che è il mio bagaglio, chi lo sa. Chi lo Ecco, sa, quello probabilmente non è lo stata farei proprio più. la ragioneria, no? Che è stato quel piccolo impedimento, piccolo, no? Quell'intralcio sì, che sì, invece sì. ti ha convinto che la tua strada doveva essere un'altra. No? Anche perché poi fai i bilanci della vita, quindi E poi il bilancio, poco Da di quel punto di ragioneria vista serve. Poco di ragioneria serve, per quando uno ha una casa, una famiglia, insomma, deve fare quadrare Già, i conti. già, Parlavamo già. con un amico in comune poco fa, insomma, guardiamo sempre i conti per vedere come siamo messi, e devo dire che tutto sommato, come stiamo, bene o male? Insomma, questa è la domanda che faccio. Ora di là si sentirà male. Vabbè, comunque, Solo lamenti. La domanda rompighiaccio, anzi le Vai, domande ok. rompighiaccio le archiviamo perché siamo andati benissimo. Adesso loro ovviamente non parlano qui, ma sai benissimo che fuori sono delle macchinette, no? Ti vanno a prelevare anche all'ufficio, nei bar, per sapere come si muove la città. Guarda il Vox Populi e poi torniamo con le domande specifiche.
Bentornati amici di Sotto Acchi Talk. Oggi andremo nuovamente a sentire la voce del popolo riguardo un argomento. Giovanni? Barbara? Dove sei? Barbara? Ma dove sei? Sono in radio. Ma che vuol dire il radio? Ma Sì, sono in radio. imbecille, guarda dov'è, vieni! Che dobbiamo lavorare. Scusatelo, oggi appunto parleremo della radio. Andremo un po' a capire se le persone ascoltano la radio ancora oggi, con che frequenza l'ascoltano, che programmi preferiscono. Io comunque ero alla radio, cioè c'è la radio proprio qui dietro, saluto gli amici alla radio che mi stanno aspettando perché Cammina, va. iniziamo bene. Allora, oggi siamo qui per parlare della radio. Volevamo sapere se tu ascolti la radio, con quale frequenza l'ascolti? 94,7 più stazioni calcistiche, oppure RTL 625, 103,7 perché mi piace anche quel lato di quella parte di me un poco provinciale, no melodico, ecco. Ok, quindi comunque ascolti oltre alla musica, mi è sembrato di capire, anche programmi sportivi. Assolutamente sì. E dimmi un po', preferisci ascoltare la radio a casa, in macchina o in qualche altro posto? Dimmi tu. Più che altro in macchina, perché sono quasi sempre in macchina per lavoro e altre commissioni, quindi l'ascolto quasi più in macchina. Che lavoro fai? Io sono un addetto alla logistica. Che non c'entrava niente, era tanto come stavo No, parlando ma solo lei, era no. per il piacere di farti anche una domanda, solo questo. Devi capire, è un disturbatore. Sì, Quindi siamo due disturbatori, invece di importunare la gente anche a me. ottimo. Ok. Ti ringraziamo. Se hai qualcos'altro da aggiungere, noi ti ascoltiamo volentieri. No, siete No, ma abbastanza simpatici. io qualche cosa, pensi che oggi la radio abbia ancora la stessa importanza di una volta? La radio deve avere la stessa importanza di una volta, perché anche se non è un mezzo diffuso come la televisione, anche quando noi siamo in macchina per esempio per andare al lavoro e ci concentriamo sui notiziari, deve avere lo stesso effetto della TV, quindi anche se non possiamo guardarla possiamo ascoltarla, quindi possiamo stare al passo con le notizie, sapere tutto ciò che accade anche se non possiamo vedere la TV. C'è questa bella musica di sottofondo, tu sei sempre mia anche quando vado via. Allora, si parla di radio, volevamo chiederle, lei ascolta la radio? Certo, Radio DJ, Radio Italia. Mi dica una cosa, ascolta per lo più musica alla radio o anche programmi sportivi, notiziari? No, musica, notiziari qualche volta, magari non la pubblicità. La pubblicità, ecco, La ad esempio. pubblicità la salto sempre. Quindi per lei la pubblicità non è importante alla radio, non può. No. Cioè io ad esempio che ho un'azienda e metto uno spot pubblicitario Lo in so, radio, so hai che ragione, lei però mentre guido non sarà magari mai una mia no. cliente. Va bene, mi consolo comunque. Beh, Giovanni, Vabbè, ok, Capita, cerco di- sono stata sincera. Viva la sincerità. ma ascolta la radio tradizionale o anche Spotify, podcast? Sì, anche delle volte, però non è sempre, dipende, devo essere ispirata particolarmente. Va bene, la ringraziamo, Grazie a voi. anche perché l'abbiamo disturbata nella pausa, però Abbiamo noi siamo rubato così. 2 minuti della pausa. Ogni tanto siamo un po' molesti. Grazie mille, un saluto a Sotto Voi e Acchi buon Talk. lavoro. Grazie. Arrivederci. Ciao a Sotto Talk. Sei stato veramente gentile, noi ti ringraziamo. E Grazie se a ci voi. puoi fare un saluto a Sotto Acchi Talk. Sotto Acchi Talk. Siamo hai visto che sono bravi? Ho visto. Hai visto quando parla? Ma lei è bella però, lei è bella, brava. Non si può dire certo anche di lui, però ha il suo perché. ha il suo- Purtroppo il neo è lui, non ci possiamo fare. lo so. Poi si dico che i nei non si tolgono perché fanno male. no, certo. Come togliere questo Ce lo neo? teniamo. Ce lo teniamo. Allora, Emanuele, andiamo alle domande un po' più specifiche. Aia. Va bene? Vai. Comincio con quella che insomma ritengo la più soft, la più leggera, no? Diciamo che si lega un po' al fatto della magliettina. Insomma, io devo essere, diciamo, non l'ho mai detto, ma un po' stronzetto devo essere, no? Altrimenti, lo dico sempre, questo non è il programma per raccontare quanto di bello fate nel vostro lavoro. certo. Questo è il programma, insomma, per mettervi un po' allo scopo, per farvi uscire un po' allo scoperto, no? Dato che siamo dei personaggi pubblici, la gente ci conosce, ci segue, vuole sapere anche quello che facciamo, quello che siamo realmente. E oggi, caro Emanuele, noi sapremo delle cose di te. Allora, tu ti alleni Sì.
a fasi alterne, a mio modo di vedere. Io ti conosco e ci sono periodi in cui tu ne esci con la fascia da testa, la magliettina, le cose, che vedo le foto, sto andando a correre, sono a lungomare, e allora dici: mi guarda Emanuele Bettino che si mantiene in forma, perché una volta a settimana tu vedi questi post di Emanuele sui social, però poi guardando Emanuele dici: ma sta cussa, ma picchi, cioè che cosa, no, è vestito di scuro, no, io qui non sono per niente buono. Che può fare? Ora tu ti alleni a fasi alterne, però non sei costante, No. non sei assolutamente costante, perché ti piace mangiare, perché poi non c'hai più tempo, perché che siamo un po' pigri, un po' pantofolati, non sei costante. Perché hai 3 risposte, Vai. però puoi scegliere anche la quarta che non c'è, e quindi la puoi mettere. Risposta libera. Allora, è lo slancio dettato dalla vergogna della pancia, dice così, insomma, basta, tipo lo si vede, sai quando c'è vento, sta lì pa' maglietta, dici: da domani me ne devo andare per forza a correre, e allora cominci, e poi a un certo punto a 2-3 km ti fermi, dici: ma a me chi me lo fa fare? B, è come il digiuno intermittente, va praticato solo in un periodo o brevi periodi. C, dimmi la verità, tu lo fai solo per farti 8-10 selfie in una giornata e spalmarteli in un anno, così la gente pensa che tu realmente vai a correre, ma non è così. Cambiando maglietta, tra l'altro. Cambiando per maglietta, dare si quella- porta un bossone, si porta... Qual è la risposta? Questa no. Beh, allora, partiamo. Intanto grazie, perché se Prego. queste sono le domande comode che non ci mettono in difficoltà. No, nel senso che a me piace tantissimo fare sport, lo faccio nei ritagli di tempo, però poi sì, più che altro io vado a correre, vado a giocare a padel, per esempio, per mettermi quel panino in più. Ecco, è questo. Cioè, praticamente non per tu- scolpire il mio fisico, ma per bruciare le calorie in eccesso che assimilo. E questa è la filosofia, no? Cioè io si allena per mangiare. Esatto. Cioè, quindi per non perdere un grammo praticamente, tu ti Esatto, alleni, fai sì. spazio, è come quando ti bevi la Coca-Cola. Che è un Perché stai perfetto calcolo calorico. Cioè, io quanto mangio? Una pizza? La pizza quanto sarà? 1000-1200 calorie. Vado Mi a- alleno per 1200 e rimango con la pancetta che ho adesso, che sto, e poi certe volte vado sotto, certe volte vado sopra. Mi hai scioccato. È interessante, Cioè, no? tu va bene così, dici, l'importante è che non metto Ma quel sì, chilo. ma chi se ne frega alla fine. Però ovviamente che non passi il messaggio che grasso va bene, che No, perché la questo no. salute c'è di mezzo, quindi insomma, ecco, Ma anche per allenare. questo mi ha insegnato un'altra cosa, cioè, allora uno può mangiare, per esempio, io Poi ti l'altra faccio sera una consulenza. sono andato a mangiare sushi e più non posso, ancora mi sento male, Vedi, capito? vedi. Perché mi hanno costretto. Ma Allora, Bettino, qui ho avuto la complicità, e spero che qualcuno stia registrando, perché lo dico pubblicamente, sua moglie voleva in anteprima il video, fatelo stretto sulla faccia di Emanuele. Qualcuno dice che sei un disordinato cronico, non so di cosa parliamo. che lasci tutto aperto, Emanuele. Cassetti, no. porte, finestre, Stiamo. tappi delle bottiglie, Emanuele, non si lasciano aperti, ma te lo devo L'acqua insegnare. frizzante è ancora peggio. Ecco, Lo so. qua ti volevo. L'acqua frizzante è ancora peggio. Quindi quando tu sai che a casa c'è qualcuno a cui piace l'acqua frizzante e tu ci lasci il tappo aperto, Emanuele, te lo devo insegnare. Io che a casa queste cose non si Fanno fanno. davanti a tutti. Vabbè. Vabbè, te lo devo insegnare Sì, io che a no, casa. no, Le è scarpe te le levi quando entri, no? Certo. Allora, Emanuele, ammetto lo tappo. Ma devo metterli al posto giusto. Vabbè. Allora, quindi qualcuno dice: lasci tutto aperto, cassette, porte e tappi di bevande frizzanti. A me. Perché? Perché? Sì. È un modo per ricordarti di completare l'azione. Quindi tu dici: aspetta, la sapetto perché poi la risposta è: lo stavo chiudendo. B, se hai il tempo per aprire una cosa, non possiamo pretendere che tu abbia il tempo per chiuderla. Grazie. C, l'acqua e la Coca-Cola ti piacciono sblindate, e allora tu lo lasci aperto e dici: oh, mi piacciono così. No. Ci sono una l'hai data tu parzialmente come risposta corretta. Intanto la cassettiera del Comò è un praticissimo e comodissimo poggiabiti. Se tu apri i 3 cassetti del Comò a scalare, Sì. puoi poggiare la camicia, la maglietta e il pantalone per poi trovarli già distesi l'indomani mattina. Ci avevi pensato tu a questa cosa? Questa è la vera risposta. È un genio del male. Grazie. Signori, è un genio del male domestico. Signori, Bettino, detto nell'ambiente la Betti, e questo lo dico, Vabbè, la Betti. me l'hanno soffiata, questa me l'ha soffiato il tuo collega.
Bettino è un genio del male domestico, state attenti, c'è lascia i cassetti aperti per farsi l'uomino, Per come poggiare, si chiama? una cosa- L'uomo sordo, l'uomo muto, l'uomo fermo. Il cicisbeo, come disse una volta un'attrice in un famosissimo film, il cicisbeo che sarebbe l'appendiabiti naturale in casa. Ah. Ma attenzione, perché poi si deve dire anche che non sempre i tempi combaciano, cioè quando tu vuoi rimettere tutto in ordine, quasi mai combacia con il tempo di reazione della moglie, del consorte, mai. Quasi mai, perché la moglie pretenderebbe che tu prima ancora di aprirlo già lo abbia richiuso, prima. Prima. E quindi Cioè, noi tu non abbiamo lo dei devi tempi aprire, diversi. tu ti devi vestire col pensiero, Ma devi certo, sapere quello che, perché capito? Gli artisti hanno bisogno di ispirazione anche per mettere in ordine. Non può essere Morello. Va bene, allora Come le va a domande scalare? ti sono piaciute? Allora adesso arriverà il video ad Annalisa, perché l'ho promesso, Certo. lo devo mandare. Noi facciamo una cosa, adesso facciamo una piccola pausa, magari che ne so, ci vediamo un altro Vox Populi, facciamo Ok. così. Nel frattempo tu mi dici qual è l'arma, cioè come mi vuoi sfidare, perché se io non so se hai detto una bugia, però intanto me la gioco e poi ti chiedo se me l'hai detta. Abbiamo delle... Allora, questo qua, il centro lo facciamo perché mettiamo una cosa sulla testa a Giovanni Ok. e quindi poi tiriamo le freccette. Quello è il bowling, il canestro, c'è un pallone, possiamo palleggiare o di testa o di piede, insomma come vuoi. Sono delle racchette, possiamo giocare a ping pong, insomma. Emanuele, scegli l'arma. Scelgo scegli tra un po', scelgo. No, scegli adesso. Adesso? Devi scegliere. Racchettoni. Racchettone. Certo. Cioè mi sta sfidando a ping pong, non l'hanno... Vabbè, ci vediamo fra poco. Guarda, Aspetta, mi metto questo che sono sempre troppo basso, già che sei più alto di me. ma io sì, No, per tu te. stai qui. allora, oggi parliamo di radio. Volevamo chiederti, tu ascolti la radio? Sì, E preferisci ascoltarla in macchina, a casa o in qualche altro luogo? io l'ascolto in negozio dove lavoro. E dimmi un po', preferisci ascoltare musica, programmi sportivi, notiziario? No, musica, in genere musica. Che tipologia di musica ascolti? Ah, quella contemporanea, quella che passa alla radio, quella che va di moda, vai, diciamo. E dimmi una cosa, in radio, come ben sai, ci sono anche dei momenti di pubblicità. Trovi che questi momenti di pubblicità possano essere utili o sono fastidiosi? No, devono essere utili perché riescono ad aiutare sia gli esercenti sia anche coloro che poi vanno dagli esercenti conoscendo il prodotto pubblicizzato in radio, che sia food, che sia abbigliamento, che sia qualsiasi altro genere di prodotto pubblicizzato. In che negozio lavori? In un bar a Torino però. No, vabbè, questo non c'entrava niente come domanda. Siccome le fa tutte lei, anch'io ogni tanto dico qualche cosa. Sì, capito? che poi detto, qui non si usa questo termine, non c'entra neanche il termine negozio perché un bar è un bar, solo che a Torino viene identificato come negozio. Allora, visto che Giovanni vuole fare una domanda, podcast. Ah sì, segui qualche podcast? Non ho il tempo purtroppo, però lo seguirei volentieri. Ok, va bene. Sono stato bravo? Bravissimo, Grazie. ogni tanto. Buonasera. Buonasera. Vi possiamo Buonasera, gentile rubare 2 signora. minuti del vostro tempo? Le do anche una mano. Se le volevamo chiedere 2 cose precise. È molto semplice. Ci mettiamo qui. Vai Barbara, prego Barbara che è più bella. Anche qua vicino Dove a me. vuole, se dove vuole, guardi Vuole dove... anche vicino a me. Allora, voi ascoltate la radio? Io di tanto in tanto, io. In macchina. Perché? Ecco, appunto, volevo chiedere, ma preferite ascoltarla a casa o in macchina o ditemi voi un po'? Sì, in ambedue i posti. Signori invece? In macchina. A casa non abbiamo tempo. Bene, Distratte da 1000 cose da Io- fare, quindi certo, Io, ma io da maschietto volevo chiedere, ma ascolta lei solo musica oppure anche qualche programma sportivo? questa è la preparazione alle domande. Sempre radio, sì, oggi si parla di radio. Io non gliel'avevo detto, oggi a Sotto Occhi Talk parliamo di radio. In genere mi scoccia cambiare programmi, per cui quel poco di tempo che utilizzo la radio quando magari mi trovo in bagno a farmi la barba eccetera, uso sempre il programma che ho già programmato, cioè Rai 1 per esempio. Perfetto, è stato chiarissimo, è stato gentilissimo. Vogliamo chiedere qualcosa alla signora? allora signore le faccio un'ultima domanda, mi dica un po' che tipologia di musica ascolta alla radio? Beh, guarda, data la mia età sono innamorata degli anni 70, la mia gioventù, quindi
mi riporta indietro nel tempo, Che è piacevolmente. sempre musica apprezzata anche oggi. Sì. Bellissima la musica anni 70. Non è musica, i cantanti di oggi sono improvvisati. No? Allora, dico che facilmente si scordano, mentre i nostri sono ancora Eterni. eterni. Ha detto una bellissima cosa, è vero. Evergreen, è musica che non muore mai. I cantautori, quelli erano poeti. Questi cosa sono? Non lo so. Non possiamo commentare prima che qualcuno ci picchia. Mi sono fermata. Io vorrei dire tante cose, ma mi fermo anche io. Mi fermo rimando anche ai io. miei tempi d'oro, scusa. Certo. Quindi non posso che parlare bene di quel Quelli periodo. sicuramente, no, io dei tempi di oggi dico ne direi, però meglio mi sto zitto. Giovanni. Va bene, Allora, va signori, bene. ti ringraziamo, siete Grazie stati davvero. gentilissimi. Una buona serata. Un saluto a Sotto a Chi Talk. Buonasera. Sotto a Chi Talk, bellissima. Ciao. Tu sei stato davvero Mi gentile. piace la vostra complicità. Grazie. Buon lavoro, grazie. Grazie a Ti te. chiediamo un saluto a Vox Populi Sotto a Chi Talk. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Siamo al momento del gioco, però prima di iniziare io te lo devo chiedere, no? Perché la betti? Ma non la betti, in realtà è betti e basta, perché i compagni di classe che cercano la strada più breve ti abbreviano il cognome, ti danno i diminutivi. Io ho sempre patito la storpiatura del cognome. Bettino non è stato mai pronunziato correttamente, quindi Bertino, Bottino, Bettini, ma mai nella vita. I compagni di classe andavano ad accorciare e Betti è la cosa più semplice da fare, quindi Betti è E poi un quelli più nome. lisci, insomma, ci Quelli metti. più lisci ci ricavano solo. La Betti, Esatto. come il mio caro amico di cui ti parlavo. Solo tuo però. No, solo caro tuo. amico. Solo tu, mio no. No, il mio caro amico, un mio caro amico mi chiamava sempre, ok. mi chiamava sempre Eda Maria. Eda Maria. Eda Maria. Io lo ricordo, cioè, insomma, perché ora ci vediamo molto, molto meno, però quando ci frequentavamo ero Eda Maria. Però purché ci si chiami con affetto, Questo va sì. bene tutto. Allora, senti Emanuele, ma facciamo pallino, cose? No, vai, batti. Posso Mi andare? sento pronto, Posso andare? vai. Tu eri un giocatore. Non mi interessa. Vai, lascia stare. No! E va, Vai, 1-0 per uno, te. uno. Guarda che falsiamo perché io voglio sapere se c'è la bugia, quindi voglio vincere. Questa preparazione a ping pong presuppone che noi la mattina a scuola non sempre entravamo per andare in sala giochi, no? No, quello è mio, punto mio. Hai preso rete. Uno pari. Ti ricordo che è sempre a 3, non si va ad oltrarsi, va bene? 2-1. Che devo vincere. Hai caliato più scuola di me, bravo. Non è detto, può essere che a scuola univo i banchi e giocavo poi c'è anche questa alternativa. No, ma questa è da me. Su questa voglio il replay di Bettino, eh. Su questa la palla è tornata indietro. Ma cosa siete pazzi? Due pari? Univi i banchi Colpo anche decisivo. colpo di scena. Che a padel si chiama Killer Point, pronto? Un altro voto cosmico nei miei occhi. No! Signori, ho vinto! Aia. Signori, ho vinto! Aia. Signori, ho vinto, vieni qua! Arriva. Io ti stringo la mano come si fa. Bravo. Mi sento Siamo stati Sinner bravi. in questo momento. Allora, ti volevo dire, qual era la bugia? Quale c'era? Allora, c'era una bugia parziale, nel senso che l'ho ammorbidita un po' dicendo che il cassettone a scalare Sì. è messo sì per permettere al vestito di stare comodo e disteso, però in realtà sono un disordinato cronico / patologico. Patocronico. Patocronico. Cronopatico. Ma pesante. Cronopatico. Ma pesante. Diciamo pure che è un do. Ah, Allora io ti ringrazio per essere stato qui perché oltre ad averti scoperto così, ad averti messo allo scoperto, abbiamo anche dato dei buoni consigli, prendiamo i cassetti così per questo motivo, no? Inchiodiamo la Coca-Cola per questo motivo. Oggi per esempio Emanuele aveva sul naso, quando mi ha mandato una foto, aveva un herpes che veramente da ascolti. Quando mi hanno detto guarda che herpes, che ho detto va bene, vieni lo stesso, perché così magari l'editore, che cosa abbiamo, chi c'era che abbiamo fatto quegli Perché quel ascolti? picco? Herpes, allora rifacciamolo, quindi C'è un cratere talmente grande che è patrimonio dell'UNESCO anche questo. niente ragazzi, da ripetere, quindi tu vieni quando vuoi. Noi ci rivediamo sempre qui su Antenna Sicilia con Sotto a Chi Talk, mi raccomando, noi saremo sempre puntuali, sappiamo che lo sarete anche voi. Ciao. A bugia quella, no? Certo. Dai, Oca, va. Certo.
Vai. O ti faccio vedere io. Ma smetti, Ah, palla che torna ma a rete. certo, con i racchettoni. Ah, palla che torna in rete, non va, Dai. non va. Vabbè, quello Io lo sistemo facciamo io in così. birillo. Vai, pronto? Vai. I racchettoni. Cioè, mi voglio passare lo spizio di una Lo sai che la devo Di mandare? una scacciata. Di una scacciata. Devo Visto mandare- che parliamo di calorie. Devo... No! Cioè, praticamente abbiamo fatto 2 partite, eh? 2 partite abbiamo fatto. Aia. 3. 3, dai, forza. Schiaccialo, ma vieni. Vai. Me Dai, lo l'ultimo. me lo basta piacere di fare della schiacciata. Guarda. No, ho sbagliato. Niente. Sono una... Piano. Era lo sfogo della mattina. Palla su palla. Solo quella era la bugia, no? Solo quello. Vabbè.